Noi siamo particolarmente soddisfatti che l'iter stia andando avanti, siamo consapevoli che è un lungo percorso, però se mai si inizia, mai si arriva alla fine. Il raddoppio della Jesolana via Roma Destra tra la rotatoria Picchi e il ponte sul Sile è decisivo per risolvere il problema di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti e il fatto che attraverso Veneto Strade la Regione abbia avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione rappresenta un primo passo in questo senso. Per l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato, i quasi 5 chilometri di quest'opera rappresentano anche un tassello fondamentale del più ampio disegno di potenziamento della viabilità di accesso al litorale veneziano, uno dei principali poli turistici del Veneto. Iniziamo da via Roma Destra per poi arrivare a riqualificare anche il ponte. Non escludiamo di poter anche intervenire come comune di Cavallino Treporti, perché un segnale tangibile deve essere fatto anche dal nostro comune e evitare di avere dei tappi consente di arrivare con delle modalità adeguate nella nostra località. Questo prima di tutto per i nostri residenti, per chi va avanti e indietro per lavoro e ovviamente anche per i nostri ospiti. Il valore stimato dell'infrastruttura è di circa 73 milioni di euro. La fase progettuale è interamente finanziata dalla Regione. Sarà poi attivato un percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di un intervento che andrà a decongestionare uno dei nodi più critici della viabilità d'accesso al litorale. Noi abbiamo verificato con dati oggettivi, con un rilievo del traffico fatto da Jesolo, che il tappo è appunto nel territorio di Jesolo, perché si sommano le due componenti delle due località, cioè quelle di Cavallino Treporti e quella di Jesolo, per cui evitando con questa importantissima e fondamentale opera infrastrutturale quelle code che abbiamo sempre visto, il tappo a essere fermati vuol dire risolvere gran parte dei problemi del traffico per la nostra località e ovviamente anche per quella di Jesolo.